No, vabbè. Datemi, buttatemi qualcosa in faccia, ditemi che non è vero. Ditemi che non è vero. Vabbè, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del sottomercato, batta, napoletano, come è stato? Voglio, spero tutto bene. Allora, voglio, questo video, tra l'altro lo sto registrando subito dopo la notizia, parleremo di Fabrizio Romano, scusate, di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, Chirico. Allora, ho postato subito su X, ho postato giusto 5-6 minuti fa, quindi per chi vuole andare a seguirmi su X, tra l'altro che sto canale X lo tengo da un sacco di tempo, vabbè, chi vuole andare a seguirmi mi segua, mi chiamo Batman su X, è semplice trovarmi, ho il logo della rovesciata di McTominay contro il Cagliari. Vabbè, allora vai giù, parliamo un po' di Allegri al Napoli. Allora, ci stanno persone, partiamo subito che io sono, un- non voglio dire pro Allegri, ehm, perché devi anche su allenatori come Conte, come Inzaghi, devi tentare anche la fortuna, perché è vero che devi tentare la fortuna. La vittoria di 3-0, su una vittoria di 3-0, andare a chiudere un campionato con un sacco di gol fatti, devi tentare la fortuna. Perché? Ehm, Oltre a questo, devi tentare un altro tipo di fortuna, cioè quella di vincere contro le big. Perché come sappiamo, Allegri, Conte, la maggior Conte a volte, però la maggior parte Allegri vincono contro le piccole. Ehm, Allegri è uno che quasi al 100% le vince tutte contro le piccole, ma anche alcuni big match. Però la maggior parte delle sue vittorie, se andiamo a vedere le statistiche, sono contro le piccole. I campionati, vi ripeto, si vincono non solo con le grandi, vincendo contro le grandi squadre, ma anche contro le piccole. E fino a qua penso che saremo tutti d'accordo. Quello che separa i tifosi di calcio sono le vittorie, il modo di vincere di Allegri. Perché, come sappiamo, Allegri dice basta vincere 1-0 di 1-0 e chiudersi in difesa lì. Però, ovviamente, il calcio si è evoluto, come dice Napolis 1926. Seguitelo tutti, grande youtuber e anche grande amico, forse in qualche video ve l'ho pure citato. Vabbè, non stiamo a dilungarci troppo. E stavo dicendo, il calcio si è evoluto, ovviamente. Si è evoluto dove? In che modo? Non più chiudendosi in difesa dopo aver segnato uno o due gol. Con Allegri, come ho detto prima, devi tentare la fortuna di vincere 2-3-0. Ma il calcio oggi funziona che pressing alto, lasci uno massimo due a difesa, non li fai salire più di tanto e il resto della squadra tutto annanzi, tutto quanto annanzi. A provare a far gol. E quindi ti devi rischiare anche che subisci una ripartenza e ti capita appunto di prendere gol. Però Allegri, il tipo di gioco di Allegri è ma soprattutto è un risultatista per farvela breve.
Non voglio essere troppo ripetitivo, ma il gioco di Allegri è essere appunto difensivo, un gioco abbastanza difensivo. Parlando un po' di contratti e calciomercato, Allegri si è abbassato lo stipendio per venire a Napoli. E ha chiesto, lui di solito chiede 6 milioni di euro all'anno, invece a Napoli, sapendo che il Napoli non è, ma un po' tutte le squadre dell'Italia, il Napoli non è PSG, Real Madrid, Manchester City, che hanno una grande disponibilità economica, si è disposto a abbassare lo stipendio a circa 4 milioni più bonus che dovrebbero arrivare a 4 milioni e mezzo all'anno con un massimo di 2 anni. Ehm, Allegri, a quanto pare, avrebbe già fatto delle richieste sul calciomercato come quel di Adrien Rabiot, perché vuole, sappiamo che il rapporto di Adrien Rabiot e Allegri, un po' come Lukaku Conte, sono molto amici, Rabiot e Allegri, e quindi vuole portarlo al Napoli a tutti i costi. Vabbè, oggi fatemi pensare qui sotto nei commenti se avreste preferito l'acquisto di Italiano, tra l'altro che oggi c'è stato il summit tra Italiano e Bologna, e Italiano ha pure lasciato il Bologna, ma vabbè, questo è un altro discorso. E oggi ci vediamo domani, mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale, ciao, oggi.